giorno come altri non so più dove stare, il freddo che mi entra nella pelle, mi metto a passeggiare, vado per la città, quando mi accorgo che mi segue un cane e cerco di capire cosa mai mi vuole dire, abbassa gli occhi e trema di paura, io l'accarezzo e lui mi guarda, cosa fa? Baciando le mie mani ha scelto già. Siamo soli nella notte, io e te, con il freddo ti avvicini tu a me. Fino a ieri mi sentivo un uomo solo, oggi sono più felice per te. Nei tuoi occhi vedo la tua fedeltà, non tremare come vedi, sono qua, so che non mi lascerai mai più da solo, anche se tu scoprirai che son già. Ecco che nasce il sole, ho dentro tanto amore per questo amico che ho incontrato, mi vuole come sono, non chiede in cambio niente, ha scelto proprio me tra tanta gente. Siamo due vagabondi uguali nel destino, uniti dalla nostra dignità, noi non chiediamo niente a chi ci sta a guardare, per noi l'amore vero è questo qua. Siamo soli ma noi siamo tutto il mondo, questa vita non la cambieremo mai, camminiamo pari passo coi sentimenti, siamo noi due vagabondi ma contenti. Caro amico, tu che stai ad ascoltare, se vorrai tu non sarai mai più da solo, basta avere tanta voglia di amore, con un cane la tua vita cambierà. Dai, vieni, vieni, dai, vieni, dai, andiamo, andiamo. Tino Rosso, vuoi il biscottino? Vieni, vai, dai, vieni. Solo vivo ed ho voglia di cantare, solo noi, il mio cane Dio lo sa, solo noi, il mio cane e Dio lo sa. E questa storia di vagabondi a tutti voi, Omar. Grazie a voi tutti, ricordatelo, se dovete vedere qualcuno che fa un gioco del genere avvisate subito, non lasciate che queste povere creature vengano per andare una settimana al mare buttate in mezzo a una strada. Io volevo ringraziare come tutte le sere, perché ho una grande fortuna di avere degli amici, dei ragazzi meravigliosi sempre al mio fianco e alle mie spalle.
come per esempio i nostri tecnici Adriano Castelletti e Emanuele Teterix. Voglio ringraziare in modo speciale una persona meravigliosa che è stata con me per 8 anni e ancora adesso è qui a darmi una mano, perché il nostro Riccardo ha avuto anche lui un intervento al ginocchio, e per noi è un grande piacere e voglio ringraziarti per quello che stai facendo, Massimo Scaravaggi. Da domani metto sulla cintura. Poi voglio ringraziare questi splendidi ragazzi come il pianista che avete appena sentito, il maestro Andrea Simiele, al basso, audio e voce, e anche un grande chef. Andavamo all'oratorio insieme e ci ritroviamo dopo tanti anni. Stefano Zago è il re dei cioccolatini Kinder. Se volete farlo morire, portateglieli. Nel senso morire dalla voglia di mangiarli. Poi alla chitarra Eugenio Valente, alla batteria il più giovane e anche il più rompiscatole, eccolo lì. No, scherzo. Alla batteria Cristian Galina, arriva dalla città del Parmigiano Reggiano. Poi abbiamo colui che insieme a me da 12 anni al sax e il borderò, il maestro Paolo Cella. Al clarino e voce, sax e chitarra, insomma un po' l'uomo tutto fare, anche autista del campo, yes, insieme al nostro Andrea, Jonathan Mangherini. A Cuba c'è il sole, a Cuba c'è il sorriso e lui l'ha trasportato in tutti quanti noi. Julio Martinez. Silvietta, vieni qua un attimo, vieni qui con me. Arrivo. Perché tu dopo tanti anni sei ancora qui a fianco a noi e insieme a noi. Io voglio ringraziarla perché a 18 anni, quando era entrata, era bravina, ma aveva 18 anni, il suo pensiero era al morosino, giustamente, e non pensava tanto a impegnarsi e al lavoro. Adesso che è un po' più grandicella, ha lasciato il morosino e è venuta a lavorare. Perché dice, con questo lavoro di morosini ne trovi quante ne voglio. Buonasera a tutti. Silvia 18. Quindi sei ancora qui. Sì, ancora qui. Vorrei che tu dessi sfogo a questa voce dicendo: sono ancora qui, ho tante pagine da leggere, insomma, e tante canzoni da cantare ancora. Ascoltatela, io l'ho trovata molto carina questa canzone e ti riguarda. Signori, per voi Silvia 18. Grazie. Ancora qui, con tante nuove pagine da scrivere, e questa voglia che non passa mai di mettere le ali alla mia voce.
si capiscono e non esiste il male o la pazzia, perché si parla solo con la musica. Ancora qui, con una lacrima che scivola sul viso e un nodo in gola, e sono qui con la mia musica che parte all'improvviso, più forte ancora. Ma che cosa ti combina una canzone? Può far nascere un amore, regalare un'emozione. È per questo che io canto e canterò. Ancora qui. La sua semplicità, il suo sorriso, Silvia Di Giotto. A tutti, grazie. Ancora qui insieme a noi. Ma che cosa ti combina una canzone? Può far nascere un amore, regalare un'emozione. È per questo che io canto e canterò. Può far nascere un amore, regalare un'emozione. È per questo che io canto e canterò. Brava Silvia. Grazie. Grazie a tutti. Signori, cosa dirvi? Grazie di vero cuore e un grazie naturalmente a colei che mi permette sempre di essere qui, perché se non avessi avuto lei al mio fianco ai tempi non avrei avuto la possibilità, e sempre grazie a voi, di essere ancora qui a fare il mio mestiere, che adesso posso dire, perché prima dicevo a mia compagna, devo ancora abituarmi, mia moglie Adele. Ciao Adelina! Grazie alla direzione di Grossa di Gazzo, vi auguriamo una felice estate e avremo tante possibilità di vederci in tante sagre. Grazie a tutti, buonanotte, ciao! A tutti voi, Omar.